Porto gode di ottima salute per quanto riguarda alcune categorie merceologiche, sta andando molto bene il settore delle rinfuse, sia alimentari che siderurgiche, il settore dei contenitori tiene, confido molto nelle nuove istanze di concessione. Come avete visto è ripartita l'epoca delle nuove concessioni, che sono importanti perché rilanciano il business e rilanciano il lavoro. La competizione, diceva sì, la competizione è sempre molto alta, ma Venezia ha le sue specificità. Le limitazioni alla navigazione, la barriera del Mose sono tali che ci rendono un porto che serve principalmente tutta l'area del nord-est. Siamo un porto più raccordato dal punto di vista ferroviario in Italia e stiamo continuando anche a servire dei clienti d'Oltralpe. Quindi secondo me il mix di caratteristiche specifiche del porto di Venezia fa sì che riusciamo a ritrovarci una nicchia solo nostra, che quindi ci fa coesistere, come del resto stiamo facendo già nell'ambito del Napa, con i porti di Trieste, Ravenna, Copere e Rijeka. Il ferroviario è molto importante, ma perché lo è? Perché Venezia è il porto del Veneto, che è una delle regioni a maggiore vocazione di export, quindi potenziare questo aspetto, che è uno dei criteri che noi abbiamo messo nell'affidamento delle concessioni, per noi è molto importante e fa la differenza. Il porto di Venezia, ma soprattutto la città di Venezia, deve andare avanti, non ci possiamo fermare, i cittadini di Venezia hanno bisogno di poter accedere all'ospedale, di poter accedere, percorrere i canali, così come è necessario poter accedere al porto. Noi stiamo lavorando sia come autorità che come commissario insieme al provveditorato, sia per quanto riguarda appunto la possibilità di utilizzare la capienza residua dell'isola delle Tresse, perché è una risorsa per i sedimenti, ovviamente confrontandoci con ANAC e con tutto quello che bisogna imparare dal passato, ma noi il passo in avanti l'abbiamo fatto, e poi ovviamente trovando la necessità di conferire ulteriori siti, conferire i fanghi in ulteriori siti da realizzare nell'ambito della laguna. Discontinuità che è doverosa, che però non deve fermare i lavori, non deve fermare, diciamo, tutte le imprese che operano all'interno del porto. Quindi noi abbiamo già credo che oggi risponderemo all'ANAC dando evidenza ulteriore dei passaggi che abbiamo fatto e che ci consentiranno appunto di aprire il mercato per i nuovi siti, ma in ogni caso il nostro intendimento è quello di valorizzare la possibilità di conferire quanto residuo, perché è una risorsa per la città, per i cittadini e per il porto. Venezia è anche il suo porto, nel senso che penso che sia un elemento identitario che noi abbiamo imparato a capire che va comunicato meglio. Quindi noi vogliamo innanzitutto con voi, che siete una risorsa fondamentale di collegamento con i cittadini, avere una regolarità. Noi siamo molto presi nel day by day e lavoriamo veramente tanto con tutta la struttura, che ringrazio, e quindi riteniamo che fare un punto stampa una volta al mese con un ordine del giorno definito e poi una sessione di domande aperte possa dare regolarità e anche un doveroso, aggiornamento ai cittadini e agli operatori rispetto all'azione pubblica che portiamo avanti. I lavoratori del porto sono ovviamente una delle cose che abbiamo messo all'ordine del giorno. Si è parlato molto di questo bando dell'articolo 17. Io ribadisco che, al di là di tutte le vicende di scioperi che sono intervenute, l'unico obiettivo dell'autorità portuale è stato garantire la continuità dell'occupazione dei lavoratori. Poi la modalità, un bando, due bandi, questo è un elemento che è stato scelto anche in allineamento con una situazione, più generale. Era importante mantenere una certa stabilità e continuità nell'operatività del porto, ma nessuno perderà lavoro, tutti avranno la possibilità di essere ovviamente riassunti da chi vincerà le nuove gare, e quindi questo penso che sia l'elemento principale. Poi alcune modalità sono anche legate a dinamiche su cui ci siamo confrontati con tutti, per cui andremo avanti in questo senso. E il bando uscirà verosimilmente alla fine del mese di ottobre. Lei diceva che probabilmente ci saranno due bandi, uno per Venezia ed uno per Chioggia.
Sì, questa è la linea che è uscita dal tavolo al quale hanno partecipato tutte le organizzazioni sindacali, anche le amministrazioni comunali, anche lo Spisa, la LITL, i terminalisti, l'ammiraglio, è stato un tavolo molto allargato e questo è il punto di arrivo che non vede tutti d'accordo, ma nella nostra attività amministrativa è importante fare un momento di analisi, ma poi ci vuole ovviamente un momento di sintesi e compiere delle scelte. Ma ripeto, al di là di tutto, se devo mettere in fila gli interessi prioritari, il primo interesse è quello che ci sia continuità nel lavoro di chi lavora attualmente. Quello sicuramente è stato garantito, anzi fin dal primo giorno. Tutto il resto sono delle modalità su cui ci siamo dovuti ovviamente confrontare col territorio e abbiamo fatto questa scelta. Il potenziamento del rapporto con la linea ferroviaria permette sia di proiettarsi, parlo del porto di Venezia, in una dimensione europea, ma anche di interagire sempre di più nell'Interland, tant'è vero che si può arrivare, sperando nell'alta capacità, nell'alta velocità, a assorbire i traffici del cuore dell'Italia del Nord. Sì, soprattutto per alcune filiere, nel senso che per esempio la filiera siderurgica ci vede protagonisti così come quella agroalimentare, quindi per le cosiddette rinfuse solide noi abbiamo un posizionamento molto importante e abbiamo, tanto vero che noi più che collegamenti ferroviari parliamo di discorsi di filiera, cioè come meglio riusciamo a servire queste filiere strategiche attraverso il ferro. Per esempio tutto il tema dell'agricoltura è anche rientrante nel modo in cui noi ci posizioniamo rispetto alla vicenda ucraina. Siamo parte dei ragionamenti della Commissione europea con la Solidarity Lane, che è un'iniziativa di gestione dei traffici durante e post guerra, e poi anche iniziative del Ministro Urso che vede in Venezia, Trieste e Verona 3 hub portuali e interportuali di riferimento. Anche in questo caso i nostri terminal stanno andando molto bene e sono cresciuti anche molto, soprattutto anche per quanto riguarda le rinfuse agricole. Per quanto riguarda proprio l'andamento di alcuni parametri del porto di Venezia, quanto degli elementi, penso alla guerra in Ucraina, penso all'inflazione, penso al costo delle materie energetiche che si è ridimensionato, in qualche modo hanno condizionato questi numeri, ma sono comunque elementi variabili e quindi bisogna considerare la loro variabilità per fare anche delle strategie future, quindi è un dato che forse in questo anno più che in anni precedenti va preso un po' con le molle? Sì, va preso con le molle, si sono moltiplicati gli indicatori da monitorare, per esempio una parziale contrazione dei traffici che abbiamo visto nei primi 6 mesi scopa per esempio con una contrazione della produzione industriale. Così come perché nel settore energetico l'elevato costo dell'energia, del gas ha fatto sì che in realtà invece fosse mantenuta temporaneamente la produzione di carbone. Sono tutti elementi, così come ultimo elemento i tassi per quanto riguarda le imprese che sono diventati più impegnativi hanno fatto sì che ci fosse un po' una contrazione della domanda e questo si riverbera sul porto, quindi dobbiamo stare molto attenti a vedere quello che è l'impatto di elementi macro su cui possiamo soltanto attrezzarci da quello che invece è un'azione che possiamo fare noi direttamente e agire. Per cui le cose che riguardano noi sono le opere pubbliche, sono i dragaggi, sono l'accessibilità, sono magari l'efficientamento dei servizi tecnico-nautici insieme con la capitaneria con cui lavoriamo sempre, ma in effetti è molto complesso e siamo di fatto parte di tutto il sistema portuale che vede la ricaduta di questi macro indicatori sulle proprie attività. E ci saranno 2 nuovi waterfront, parliamo di Chioggia e parliamo anche di Venezia, l'assegnazione questa mattina. Ci dice di che cosa si tratta e come è avvenuta l'aggiudicazione dello studio che farà il progetto per questi waterfront? Sì, questo è un altro tassello importante del progetto di apertura del porto alla città. Noi abbiamo avuto un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture per progettare, quindi per fare la progettazione tecnico-economica, di fattibilità tecnico-economica del waterfront di Venezia e del waterfront di Chioggia. La parte di Chioggia riguarda prevalentemente l'area dei saloni, la parte di Venezia riguarda tutta la parte da Sant'Andrea, Scomenzera, Santa Marta, San Basilio. Abbiamo quindi oggi aperto le buste economiche, c'è una proposta di aggiudicazione, una volta contrattualizzato l'operatore economico inizierà
la fase innanzitutto di confronto, perché sono tematiche che ovviamente hanno un impatto diretto principalmente con le due amministrazioni comunali. Il sindaco di Venezia e di Chioggia sono stati i primi che io ho informato sia dell'idea e del progetto ma anche poi dell'esito di questa mattinata. Quindi un'idea concertata? Un'idea che va naturalmente, più che concertata, è un'idea che rientra nelle attribuzioni, nell'area di competenza dell'autorità portuale, ma noi riteniamo che sia fondamentale il confronto, è cosa che abbiamo fatto, ed è una bella idea perché la finalità è proprio quella di restituire un po' queste aree che hanno un po' mutato la loro vocazione portuale, mantenendola ma di grande apertura ai cittadini, e quindi era doveroso fare anche questo atto in più. Avendo poi la possibilità di finanziarlo con risorse pubbliche, e quindi partono 6 mesi in cui adesso si svilupperà il progetto, quindi le varie domande, ci sarà più verde, ci saranno più parcheggi, ci sarà migliore accessibilità, ci saranno degli spazi per l'innovazione, per i ragazzi, per la musica, per i mercati, lo scopriremo strada facendo. Ma quali sono i requisiti fondamentali che hanno portato all'aggiudicazione di questo studio di architetti? Ma il tutto è pubblicato nel bando, nel senso che i requisiti sono quelli. La Commissione ha sicuramente valutato la capacità dell'offerente di proporre degli elementi che fossero in linea con il documento preliminare della progettazione, che era l'oggetto del bando. Quindi sostenibilità è la parola d'ordine forse che guida questa idea? L'integrazione con la città, il vedere cosa Venezia ha bisogno in quelle aree. Ed è un tema molto molto complesso. Devo dire che grazie all'offerta, se non erro, c'è stata anche una riduzione dei tempi di esecuzione, per cui da quando noi partiremo, ci vorrà una mesata, poi decorrono 5 mesi per avere il progetto. Ripeto, sarà costruito con una grande attività di confronto anche in fase di costruzione e poi ovviamente divulgato nella massima modalità possibile. Tornando al protocollo fanghi, sottolineiamo che comunque stiamo vivendo un periodo di transizione, perché voi comunque continuate a dragare, e che cosa cambierà con il nuovo protocollo? Allora, in realtà il nuovo protocollo fanghi già ha avuto un passaggio in avanti, nel senso che il ministro Salvini ha prontamente nominato la commissione che era prevista nel testo che è entrato in vigore poche settimane fa, quindi devo dire che il Ministero hanno accolto la nostra preghiera di fare presto. Cambiano un po' le regole in cui si vanno ad analizzare i sedimenti e cambiano le regole in cui si dovrà poi stabilire dove i fanghi buoni devono essere utilizzati per il cosiddetto ripascimento delle barene. C'è molto più attenzione anche nel creare un'analisi comparata tra il sito che deve accogliere il dragaggio buono con i materiali che vi vengono trasportati. Questo per esempio è molto importante. Il porto con la sua attività di dragaggio, ma anche i dragaggi in generale della città, alimentano la circolarità all'interno della laguna, cioè il ripascimento delle barene, che è un elemento fondamentale per la morfologia e per l'ambiente, viene reso possibile grazie all'attività di dragaggio. Su questo noi stiamo già collaborando con alcune associazioni, ma anche con l'università, nel senso che riteniamo che ovviamente dovendo, come dice la legge speciale per Venezia, bilanciare la componente sociale, quindi economica, con quella ambientale, noi questo passo l'abbiamo già fatto. Una cosa su cui io insisto molto è che lo sviluppo sostenibile del porto è già possibile. Noi l'abbiamo già fatto, abbiamo già svoltato mettendo la sostenibilità e l'ambiente al centro delle nostre progettazioni. Siamo un'amministrazione che dialoga con i cittadini e anche con le associazioni, ripeto, io ho massima apertura nel migliorare la nostra attività amministrativa con il confronto, ma il nostro ovviamente input, la nostra mission è quella di sviluppare questo porto e di fare in modo nuovo. Quindi, in tutto questo però manca un presidente dell'autorità di Laguna. In tutto questo manca un presidente dell'autorità della Laguna che il ministro dovrebbe prima o poi nominare? Il ministro so che sta lavorando molto anche con il sindaco e io mi auguro, perché ci serve veramente che avvenga il più presto possibile, perché è parte anche di tutta questa definizione del piano dei dragaggi e quant'altro, quindi quello sicuramente è un'altra svolta che confido che possa arrivare il prima possibile. Un'ultima cosa, come sta il porto di Chioggia? Conferma la sua vocazione quasi più turistica, più pescherecci che commerciale, industriale? Il porto di Chioggia di fatto, ma storicamente ha avuto un andamento altalenante. I dati degli ultimi 6 mesi per quanto riguarda le merci non sono buoni.
mentre sono eccellenti i dati per quanto riguarda il traffico passeggeri. Ora noi stiamo lavorando perché ci sono alcune manifestazioni di interesse comunque anche in ambito merci e quindi potenziando anche le attività di dragaggio, quindi stiamo facendo tutto quello che è possibile nel potenziare il porto di Chioggia per quello che può dare per questa categoria. E le crociere volano a Chioggia però? Le crociere volano, c'è una grande, devo dire, entusiasmo anche da parte dell'amministrazione comunale. Abbiamo fatto un progetto che si chiama Destinazione Chioggia, che è proprio finalizzato dall'anno prossimo a qualificare l'offerta ricettiva e l'offerta di accoglienza nonché di itinerari in relazione alla tipologia di turisti che arrivano con queste crociere, che sono di lusso, quindi proprio per mitigare l'impatto delle crociere e per fare in modo, come dico io, ma questo anche per Venezia, che il crocierista entri in città in punta di piedi, consapevole dei luoghi meravigliosi in cui va, ma anche con la possibilità di poter fare delle cose che valorizzano quel territorio. L'incontro mensile è proprio per anche dimostrare alla cittadinanza, a Venezia, quello che si fa e anche per creare davvero questa condivisione del porto con la città, che non devono e non sono due realtà separate? Sì, il punto stampa che noi abbiamo voluto inaugurare oggi, che ci porterà a incontrare la stampa una volta al mese, un po' abbiamo imparato, nel senso che con i giornalisti è importante collaborare, è importante non reagire a notizie che vengono riportate magari in modo indiretto, ma uscire allo scoperto e dire, ovviamente nei limiti di quello che si può, a che punto sta il porto. E poi è importante che il porto sia conosciuto maggiormente. Noi a ottobre per esempio lanceremo un periodo di Port Days insieme ad Assoporti. Quest'anno lo faremo di 2 o 3 settimane, cioè apriremo il porto alle scuole, ai ragazzi, ai cittadini, faremo iniziative anche di carattere musicale, divulgativo, scientifico, proprio perché riteniamo che ci dobbiamo riconnettere maggiormente. Siamo una grande realtà, ma soprattutto una realtà che sta tentando veramente di cambiare il modo di fare le cose, e quindi vogliamo rifare, la pace con guerra non c'è mai stata da parte nostra, insomma riconnetterci maggiormente con tutti quelli che conoscendoci ci apprezzeranno di più. Avete aperto le buste proprio questa mattina, l'aggiudicazione ad Arup Italia, parliamo del waterfront sia di Venezia che di Chioggia. Chi è Arup Italia? Sì, lì in quel caso è come Presidente della Commissione, abbiamo chiuso oggi la valutazione delle 12 proposte, devo dire gruppi internazionali primari, quindi il progetto del waterfront ha interessato veramente a livello internazionale. Arup Italia è una grande società di architettura, è associata peraltro anche con operatori veneziani, con gruppi locali. Ha un compito complesso che è quello di ipotizzare le nuove soluzioni per il waterfront non solo di Venezia ma anche di Chioggia. Si tratta di un progetto di fattibilità di una grande area che richiederà un notevole confronto con tutti gli enti interessati, in primis il Comune ma anche Soprintendenza, gli operatori e direi anche con la cittadinanza. E che significa ridisegnare praticamente le banchine del canale della Giudecca, nel caso di un pezzo di canale della Giudecca fino a San Basilio, e il canale della Scomenzera, quell'area che è di competenza dello Stato e quindi dell'autorità portuale. Ridisegnare come? Quali sono i requisiti, anche se il progetto lo vedremo tra 5 mesi, quali sono i requisiti richiesti per pensare un nuovo modo di vivere questi spazi? Sì, gli indirizzi sono quelli innanzitutto di favorire i collegamenti con la parte retrostante, quindi non chiudere il porto ma renderlo un tutt'uno con la città, e da qui nasce la necessità di confronto e di prendere le decisioni insieme su quelli che sono gli indirizzi di progettazione. Ci saranno percorsi pedonali, percorsi ciclabili, verde, collegamento anche con l'area della stazione marittima e quindi un nuovo ponte sulla Scomenzera, e quindi migliorare la fruizione e la vivibilità e ridurre la presenza veicolare che oggi occupa questa parte di Venezia. E per quanto riguarda invece Chioggia?
Chioggia, anche lì molto interessante, lì il progetto si basa su questa nuova funzione che è stata data grazie proprio all'attività commissariale croceristica, quindi quello diventa il fulcro della parte dell'isola dei Saloni, e questo fulcro viene coniugato favorendo i collegamenti col centro storico, quindi l'accessibilità anche turistica dall'isola dei Saloni con percorsi che possono portare i visitatori al centro storico, e al contempo piste ciclabili, parcheggi e quindi tutta una serie tutta una serie di servizi per la fruizione del waterfront. E come si integra, parlando di Venezia, con la stazione marittima? Beh, con la stazione marittima tra i requisiti è proprio previsto un nuovo collegamento sul canale La Scomenzera, quindi ci sarà questo collegamento che dovrebbe integrarsi. Dal lato della marittima sono previsti da parte di RFI degli interventi anche con ipotesi di realizzazione di una nuova stazione ferroviaria, e quindi diventa un collegamento, un tutt'uno con l'area della stazione marittima, non più isolata, diciamo, ma che si può raggiungere direttamente Venezia a piedi, passando da questo nuovo ponte. Quando vedremo tutto questo? Beh, oggi abbiamo individuato l'impresa che farà, lo studio che farà il progetto, ha 6 mesi di tempo per fare questa progettazione, però ripeto una progettazione partecipata, quindi si procederà per step e per confronti, e poi... Un paio d'anni? Beh, questo vedremo, dipende dai finanziamenti, ma vedremo.